Tre drammatici incidenti stradali sulle strade padovane nel fine settimana, tutti avvenuti durante la notte tra le 23 e le 5. Il bilancio complessivo è pesante, con 3 morti e 4 feriti. Lo schianto più grave è avvenuto a San Pietro in Gu, Alta Padovana. Un'auto con 5 giovani a bordo è finita fuori strada poco prima delle 3, schiantandosi contro un albero e finendo poi la sua corsa nel fossato. Una ragazza di appena 18 anni, Greta Luison, è morta sul colpo. Gli altri 4 amici sono rimasti feriti. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica. Avevano trascorso la serata insieme. A San Pietro in Gu, dove vivono tutte le 5 famiglie, è stato proclamato il lutto cittadino e annullata la festa di Carnevale. Qualche ora prima un'altra tragedia a Vigonza. A perdere la vita un 59enne di Campagna Lupia. Stava probabilmente tornando a casa in sella alla sua moto quando si è schiantato all'altezza della rotatoria di Busa di Vigonza. Per lui non c'è stato nulla da fare. Marino Corbin gestiva un distributore di benzina a pochi chilometri dal luogo della tragedia. Infine a Padova, in via del Giglio, è morto un uomo di 51 anni, Ilar Armand Fouezé, del Camerun. È finito con la sua auto contro il cancello di una casa disabitata e in pratica è morto sul colpo. Un automobilista di passaggio ha segnalato la Fiat Punto incastrata nella ringhiera. Il suo M118 è accorso sul posto, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Lo schianto però non sembra essere stato così violento e si fa strada anche l'ipotesi di un malore. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.